il danno che ha fatto il governo Crocetta in questi 2 anni e il governo del Partito Democratico in questi 5 anni è molto più grave di tutte le gestioni governative degli ultimi 20 anni. E così, amici, perché siamo alla paralisi, e così perché non si governa, e così perché non si sceglie, non si ha il coraggio di scegliere. E sullo sfondo, a rendere ancora più tinte fosche lo scenario, c'è la crisi della democrazia. La democrazia è diventata una zavorra negli ultimi anni. Perché non dirlo? È stata delegittimata. Lo smantellamento del Senato, avete visto? Dei quali eletti con il centrodestra, Voltagabbana e Camaleonti, saltabanchi e 30 denari. Proprio loro che avrebbero potuto votare non lo hanno fatto. E a noi che il giorno prima avevano assicurato che avrebbero votato la sfiducia, se la presentate noi la voteremo, non ci sono problemi, ci dicevano, e che volete fare? Eh sì, ordine superiore. Mi ricordo un po' quella monaca di clausura che si è giustificata al convescovo dopo essere stata colta in fragranza, faceva l'amore col giardiniere per dire: eccellenze, non l'ho fatto per me, ma l'ho fatto per convertirlo alla gloria di Dio. Il crimine che voi state compiendo sulla pelle dei siciliani. Il Partito Democratico governa la Sicilia dal 2009, ha avuto oltre 20 assessori nei governi che si sono alternati, oggi ne ha 8 in carica il partito di Renzi. Ha creato un sistema di potere clientelare assurdo che mette assolutamente in secondo piano i migliori tempi della Prima Repubblica. Crocetta doveva essere la maschera, Crocetta doveva essere la faccia pulita di un gioco sporco, e così è stato. E abbiamo scoperto che in questo gioco sporco Crocetta ci sta benissimo, se è vero che ha avallato operazioni ignobili, se è vero che ha coperto i suoi amici di sempre, se è vero che ha tollerato una gestione del sottogoverno assolutamente inconcepibile e ingiustificabile. Questo Partito Democratico che ha sempre bisogno di un nemico da abbattere, fateci caso, perché vuole dare un senso alla propria incapacità. E mi chiedo, se dovessero abbattere tutti, come faranno a misurarsi per apparire migliori degli altri? Come faranno? Questo Partito Democratico che da Roma a Palermo, da Palermo a Catania, ormai si è lasciato contagiare dal delirio dei vincitori. Sì, a Palermo, a Roma e anche a Catania qualcuno vive di delirio del vincitore. Certo, questa città un po' di colpa ce l'ha, ma non c'è dubbio che il nostro silenzio alcune volte come popolo alternativo abbia potuto alimentare questa presunzione. Da stasera a Catania come a Palermo come a Roma, i vertici del Partito Democratico sanno che in questa Sicilia c'è ancora una parte di persone che non si arrende, c'è una parte del popolo siciliano che non si rassegna. Non li lasceremo operare in
Lo abbiamo fatto finora all'Assemblea regionale, lo faremo ovunque, nelle piazze, nelle fabbriche.